sull'autonomia, chiamata alle urne per 4 milioni di elettori veneti. E allora, eccoci qua, domenica si vota dalle 7 alle 23, 4 milioni, un po' di più di 4 milioni di elettori chiamati alle urne. Allora, prima di iniziare un breve servizio riepilogativo di cosa succede domenica. Sentiamo. Il 22 ottobre i cittadini di Veneto e Lombardia sono chiamati alle urne per esprimersi su quello che di fatto è il primo referendum consultivo a base regionale della storia della Repubblica. Il referendum sull'autonomia vede un totale squilibrio delle forze politiche, essendo la maggior parte schierate per il sì, visto che la posta in palio va ben al di là della vittoria di un singolo partito, ma porta in sé una scossa per le due regioni, destinata ad investire l'intero paese. Per capire di cosa si tratta è bene ricordare il quesito referendario, cui i veneti dovranno rispondere sì o no. Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Essendo un referendum consultivo, vincesse il sì, il governatore del Veneto, così come quello della Lombardia, potrà portare proposte di autonomia fiscale o legislativa al governo di Roma. In gioco quindi una sorta di mandato popolare per portare nuove regole nei rapporti con lo Stato. Non dovesse essere raggiunto il quorum, nulla cambierà. Urne aperte dunque il 22 ottobre dalle ore 7 alle 23. Si vota presentandosi con un documento di riconoscimento valido al seggio indicato nella tessera elettorale, che però non sarà timbrata. Ad esserlo sarà invece una pergamena realizzata ad hoc, consegnata al momento del voto. Allora, iniziamo da Luciano Sandonà. Allora, dicevo 4 milioni di Veneto al voto, per voi la sfida è il quorum, perché in Veneto c'è un quorum da raggiungere. La legge regionale è quella del 2014, quella che ha istituito questo referendum per l'autonomia del Veneto, ha stabilito un quorum del 50% più 1 che non c'è viceversa in Lombardia. Non solo, poi questa legge è stata impugnata da parte del governo e è stata sottoposta anche al giudizio di legittimità della Corte Costituzionale, che in pratica ci ha detto su questo quesito, che era uno dei 5 quesiti che formavano la legge dell'epoca, su questo quesito si può fare un referendum consultivo fra popolazione della regione e quindi noi per andare a discutere e andare a chiedere le ulteriori forme di autonomia previste dal 116 al 117 della Costituzione, dobbiamo passare attraverso questo referendum che è stato indetto per domenica 22. Abbiamo aperto anche una strada per le altre regioni, per la Lombardia che non ha avuto invece una sentenza della Corte Costituzionale. Loro sono venuti in scia del Veneto, e anche per l'Emilia che ha iniziato una specie di trattativa, insomma, così molto politica e anche molto così elettorale, chiamiamola così, col governo. E quindi insomma il Veneto come al solito fa la apripista. Credo che sarà, come si diceva prima nel servizio, un voto importante e che segnerà una linea di demarcazione nella storia repubblicana, diciamo, di questo paese. Siamo abituati a un paese in cui non si muove nulla, in cui non succede nulla, in cui c'è il teatrino della politica, e questo direi che è un bel sasso nello stagno. Quindi per voi, insomma, il significato è quello... un significato forte, ma la gente si accorgerà ancora più domenica, quando si andrà a votare. Avremo l'attenzione di tutti i mass media che adesso ci stanno snobbando, ci sono stati tanti tentativi di ostacolare il referendum. Ricordiamo che gli ultimi, insomma, ci hanno chiesto le spese elettorali, le spese di funzionamento, il fatto che non si può timbrare la ricevuta, non si può timbrare
la tessera elettorale, ma sarà fatta non una pergamena, ma sarà data una ricevuta normale del voto. Insomma. Dovremmo avere l'immagine di un facsimile, vediamo se la regia, eccolo qua, non so se sarà questo, ma penso di sì, no? Dovrebbe essere questa, che dovrebbe ricevere dunque chi si reca al seggio dopo il voto. Riceverà questo attestato. Grinzato, voi invece, il Partito Socialista, siete per l'astensione, sì, quindi dite ai veneti non andate a votare. No. Perché? Il Partito Socialista è stato il primo partito politico a schierarsi apertamente per l'astensione e con molta convinzione, perché a una domanda inutile non ci sono risposte utili. È vero quello che ha detto il consigliere Sandonà riguardo al fatto che il quesito elettorale è esattamente la replica della previsione dell'articolo 116 della Costituzione, al terzo comma. È l'unico motivo del resto per il quale la Corte Costituzionale ha salvato questo unico quesito referendario rispetto ai 5 che erano stati proposti. Non è vero invece che questo referendum è necessario per attivare le consultazioni con gli enti locali al fine di proporre al governo, anzi consultando il governo e negoziando con il governo, poi proporre alle 2 Camere che devono votare, una richiesta da parte della Regione del Veneto per maggiori forme di autonomia. Non è vero nemmeno che il Veneto è stato apripista in questo. Nel 2007 la Regione Lombardia, allora era presidente della giunta regionale Roberto Formigoni, intavolò una discussione con il governo Prodi. Arrivarono alla sottoscrizione di un accordo preliminare. Nel 2008 il governo Prodi cadde, tornò al governo Silvio Berlusconi. C'erano 3 ministri all'interno di questo governo molto significativi: Umberto Bossi, Luca Zaia, ministro delle politiche agricole, Roberto Maroni, ministro dell'interno. L'accordo naufragò per volontà di 2 che sono adesso i presidenti delle regioni che stanno chiedendo il referendum. Perché? Perché non volevano che l'autonomia fosse concessa in base ai crismi costituzionali secondo un processo perfettamente scandito dagli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, che non fosse a firma leghista. Questo è stato il fatto, non lo sto dicendo io, l'ha dichiarato Roberto Maroni 2 giorni fa a un'intervista, chiedo scusa, Roberto Formigoni 2 giorni fa in un'intervista. Ma è assolutamente vero, le date parlano, i fatti parlano. Per questo io dico, la domanda è inutile, perché vuole Luca Zaia chiedere maggiore autonomia al governo? Lo può fare. Vuole basare questo su un mandato ricevuto dagli elettori? L'ha già ricevuto, è stato eletto col 60% dei voti. Lo faccia invece di nascondersi dietro dei paraventi. Guadagnini, come replichiamo? Devo un po' correggere ciò che sto dicendo adesso, perché il Veneto è sempre apripista quando si tratta dell'autonomia. È vero che la Lombardia nel 2007-2008 ha intavolato una trattativa a Costituzione attuale vigente, quindi dopo la riforma. Come ricorda spesso il professor Bertolissi, il Veneto la prima volta l'ha fatto in regime repubblicano dopo che sono state costituite le regioni nel 1970, nel 91, addirittura prima Repubblica. Il percorso lo ha poi seguito lui dal punto di vista costituzionale e l'allora giunta democristiana chiese di poter esprimersi su una maggiore autonomia da dare alla regione Veneto. Come dice lui spesso, in questi giorni ha girato parecchio, la Corte Costituzionale sostanzialmente ha rigettato la richiesta dicendo che, pur essendo la richiesta di un referendum consultivo, avrebbe comunque, interpellando il popolo, bontà loro, creato delle conseguenze che avrebbero potuto scardinare gli equilibri di finanza pubblica dello Stato italiano. Pensa a te, non nel 50 a.C., nel 1991. Allora, noi siamo stati apripista di sicuro, e la Lombardia non ci pensava proprio in quel periodo. La Lombardia ha cominciato a pensarci sempre a ruota nostra anche in questo caso. Poi è assolutamente vero che in teoria si può chiedere maggiori forme di autonomia.
Il fatto che non ci si arrivi è dimostrato perché poi anche Galan ha cercato di farlo e non gliel'hanno fatto fare. Il motivo per il quale adesso c'è questo profluvio di gente che chiede e che spera di ottenere è solo perché c'è il referendum nel Veneto. Il motivo per il quale è stato inserito da Bertolissi, adesso io non voglio idolatrarlo, però bisogna dargli i meriti che ha, il quesito così semplice, copiando l'articolo 116 della Costituzione, è voluto, ha messo anche gli altri, sapeva che sarebbero stati bocciati, però ha detto voglio vedere come fanno a bocciarmi questo, è importante poi che ci si esprima, ed è arrivato a ottenere la possibilità del popolo veneto di esprimersi, e a questo e fin qua è così. Poi sul fatto che si possano chiedere forme di autonomia perché teoricamente si può e magari un giorno o l'altro lo Stato avrebbe cominciato anche senza referendum perfetto, ma il grande merito, il grande valore che ha questo referendum non è sulla trattativa successiva. Io onestamente, anche se il mio Presidente si arrabbia, sono pochissimo interessato alla trattativa che ci sarà dopo. Per me lo dico sempre, l'ho detto decine di volte in queste serate, l'idea è che tu hai una macchina e le forme di autonomia che vai a chiedere sono gli optional della macchina, quindi vai a chiedere i sedili in pelle, il retrovisore, cioè la telecamerina, tutte queste robe qui. Se però la macchina quando la accendi non parte, degli optional te ne fai 0. Quindi bisogna far partire la macchina. La macchina non parte perché Roma è la macchina che non va. Il grande significato di questo referendum è il fatto che comincia un percorso di consapevolezza dei cittadini veneti che si possono esprimere sulle questioni fondamentali che riguardano la loro convivenza civile, cosa che lo Stato italiano non ha mai permesso di fare. Quindi il grande passo avanti, che è un passo storico, è proprio il fatto che ci sia dato il permesso di esprimerci. Questo certo. Zuppardo, invece per lei non è così, no? No, ma il permesso di esprimerci è dato, perché nel senso, la domanda è se vuoi bene alla mamma, vogliamo bene alla mamma. La stessa Corte Costituzionale dice che il procedimento è esterno alle normali procedure per ottenere l'autonomia. Nella sentenza che accetta il referendum dice che è un procedimento esterno, che nel linguaggio giuridico significa se volete farlo fatelo, ma di fatto non serve a nulla. Vi do una notizia, visto che si parla di apripista. La Regione Emilia-Romagna questa mattina col Presidente della Regione Bonaccini ha firmato l'intesa perché alcune competenze siano trasferite alla Regione Emilia-Romagna. Giganti, sono dei giganti. Adesso arriviamo. Hanno firmato un'intesa col Presidente Gentiloni e Bonaccini, hanno firmato un'intesa. Questa intesa prevede che alcune competenze, che non è che domani mattina, perché bisogna essere seri, così come il 23 ottobre non succede assolutamente nulla, il 23 ottobre la gente non succede nulla, questo bisogna dirlo ai veneti, se noi costruiamo un'attesa, qual è l'elemento brutto di questo referendum? Che tu costruisci un'attesa, ma il 23 ottobre non succede assolutamente nulla, perché devi riprendere la partita esattamente da dove l'ha ripresa l'Emilia Romagna. Andare in Consiglio regionale, presentare la delibera, scegliere quali materie si intende, avere maggiore autonomia. L'Emilia Romagna ha scelto di avere su istruzione tecnica professionale, politica del territorio in materia urbanistica, tutela dell'ambiente e sanità, poi ce ne sono altre. Quello è un percorso, questa è un'operazione di fatto politica, è la stessa cosa di Renzi. Guardi, si è inviato Renzi dalla vicenda del referendum perché doveva cambiare questo paese e trasformarla. È un'operazione che Zaia fa perché dentro il centrodestra c'è una misurazione di forza, dentro il centrodestra nazionale. Questa operazione di fatto è un'operazione che sta tutta dentro una battaglia tra la misurazione di forza tra la Lega e Forza Italia, ma il 23 ottobre per i cittadini veneti non cambia assolutamente nulla. Ma perché astensione e non votare no? Perché è un sistema dove c'è il quorum e noi pensiamo che non serve assolutamente nulla. È costato 12 milioni di euro. 14. Il governo nazionale, giustamente, avendo la Regione Veneto firmato un'intesa in cui diceva che per il paese, per lo Stato non costava nulla, ha detto che ci vogliono altri 2 milioni di euro perché dobbiamo pagare polizia, guardia di finanza. Ma le pare che su questi soldi non potevamo fare, ad esempio, che abbiamo un grande tema che riguarda il futuro di questa regione, come si muovono le persone in Veneto. Cioè ragioniamo di come vogliamo costruire lo sviluppo e la viabilità, ma non solo perché abbiamo bisogno per il commercio e per il turismo, ma perché la mattina ci svegliamo e siamo dentro una cappa che riguarda ad esempio che cosa vogliamo fare del nostro sistema di trasporto, come lo vogliamo rendere efficace. Le potrei dire ad esempio che siamo l'unica regione che non ha una fiscalità agevolata per gli studenti.
per cui il 13 ottobre hanno protestato. Allora, ragioniamo sull'autonomia, ma riempiamola di contenuti, perché un referendum che dice vuoi più autonomia è come dire vuoi bene a una mamma, sì, ma ci è costato parecchio e non serve a nulla. Professor Casen, chiudiamo con lei questo primo giro di opinioni su questo referendum. Allora, sono tutti argomenti giusti, pro e contro il referendum, che è un referendum che effettivamente quanto produrrà non si sa, che crei delle opportunità per chi l'ha promosso non c'è dubbio, che crei contrasto da parte dell'opposizione perché giustamente si poteva fare in tempi non sospetti e non adesso, tutti argomenti giusti, però dal momento che mi danno un'opportunità io sono dell'avviso che la sfrutto, da qualunque parte essa venga. Abbiamo visto Edison prima, no? Abbiamo parlato di... Bisogna essere, scusate, opportunisti. In una discussione con colleghi miei all'università diceva la differenza tra un computer e l'uomo, e allora si facevano un sacco di così, elucubrazioni. E dico, guardate, forse la cosa più semplice è che l'uomo è opportunista, non in senso negativo, e il computer no, non gliene frega niente se lo spegni, se lo accendi, se lo usi, se non lo usi. Lui è bello, tranquillo, è amorfo, con una grande intelligenza, ma non ha opportunità di usarla se non condizionato dall'uomo che l'ha fatto a propria immagine e somiglianza. E la stessa cosa vale per noi. Allora, visto che questa cosa sta succedendo, cogliamo l'attimo, come diceva qualcuno, e utilizziamolo per contarci, per contare la volontà dei veneti. Alla fine, se succederà qualche cosa, avremo la consapevolezza che una certa linea di pensiero va in una certa direzione piuttosto che un'altra, ma se io vado a votare, non vado a votare per Zaia o contro Zaia, io vado perché il Veneto non sia più succube di una gestione scellerata della politica italiana che viene da Roma. Questo è il problema. Non abbiamo una capitale che ci dà delle disponibilità, delle opportunità per il Veneto. Il Veneto da sempre è stato annichilito da una politica nazionale. Ma lo dico in tempi non sospetti, io ricordo gli anni 50, 60, il Veneto esprimeva poco della politica nazionale. Erano ben altre le figure che uscivano fuori. È uscito anche Rumor, è uscito anche Bisaglia, ma insomma hanno lasciato il tempo che abbiamo visto. Allora è giusto che il Veneto, con tutta l'esperienza, la capacità organizzativa, la capacità produttiva, la volontà che hanno i veneti, ce l'hanno proprio geneticamente dentro. Si mettono a fare una cosa, se prima non ci sono riusciti, insistono e arrivano fino in fondo, che è un po' il discorso che abbiamo visto prima nell'America, perché i grandi inventori, chi ha fatto strada in America, sono stati spesso e volentieri i veneti, che non passavano attraverso sistemi mafiosi, passavano attraverso il loro lavoro e forse sono stati anche dimenticati. Ma direi che il Veneto è importante, i veneti sono importanti che si confrontino in questa occasione, si confrontino e si misurino. Dopodiché è vero, non succederà niente, perché la prassi è che non è il referendum di Barcellona, c'è stato un referendum che ha un peso estremamente esiguo, però cogliamo il massimo da questo. Il fatto di prendere consapevolezza del Veneto e di essere veneti, questo ha un grosso significato, per conto mio. Questo è il punto. Diciamo che le Termopili, storia vecchia insegna, no? Quando fu chiesto agli ateniesi di mandare un aiuto, gli mandarono uno che cantava e suonava, no? E questa spesso non è tanto la spada che vince, ma è la voglia, la volontà
il fatto di essere coesi in un ideale comune che non deve essere contro la nazione. Non facciamo l'errore di Barcellona, ma deve essere, voglio un distinguo, voglio una identità per poter capire le mie effettive possibilità. Certo. Allora, Sandonà, allora voi cosa vi aspettate? Allora, il giorno dopo cosa cambia? Quali saranno? Su che cosa si andrà a discutere a Roma? Beh, se dovesse vincere il fare sì un e superare... con quello che diceva adesso il professor Casen, che ha espresso in maniera molto chiara, insomma, direi che è il miglior spot che si poteva fare, perché noi abbiamo fatto vari anche tentativi di spoliticizzare, di toglierci le nostre casacche politiche e di, una volta tanto, di correre per il Veneto, per i veneti, per la nostra terra, per il nostro territorio, per la nostra anche identità. Questa è un'occasione unica che capita una volta nella vita. Dal giorno dopo sicuramente, se l'esito sarà positivo in termini di affluenza, perché chi vuole l'astensione praticamente di fatto vuole far fallire il referendum. È inutile che ci nascondiamo dietro a un dito, vuole far fallire il referendum esattamente come insomma, quelli che sono i poteri centrali che da sempre ci tengono con un po' con la mano sopra, ci accarezzano ogni tanto, ci danno qualche buffetto. E alla fine però a quello che interessa a loro sono le nostre risorse. Ma vi sembra normale che in un paese come il nostro, in una regione come la nostra, abbiamo un residuo fiscale superiore ai 15.000 milioni di euro? Abbiamo una grafica, una cosa che è inaccettabile in qualsiasi altro posto. Beh, questa è una, diciamo, dove vediamo, eccola qua, questa è più chiara. È una cosa inaccettabile in qualsiasi altra. Le regioni che pagano di più e le regioni che mi collego alla Catalogna, che ha il 50% di abitanti in più rispetto al Veneto, ha 7 milioni e mezzo di abitanti contro i 5 scarsi del Veneto, è un residuo fiscale di 8.000 milioni di euro. Eppure una delle rivendicazioni più forti della Catalogna, al di là dell'identità, è proprio quanto dà in cambio di cosa. E questo è il Veneto. Ma vi sembra una cosa normale che ci sono dei servizi così differenziati fra le singole regioni? Cioè, prendiamo un ospedale nel sud del paese dove un pasto costa 60 euro contro i 6,5 euro di media del Veneto, e dove i tagli lineari vengono fatti al 10% su ciascun pasto. Quindi in Catalogna, cioè in Sicilia il 10% significa 54 euro, in Veneto significa magari sotto i 6 euro, 5,40 euro. Questa è una cosa normale che il paese venga governato in questa maniera? È questo che si definisce solidarietà fra le regioni, o si definisce piuttosto diseguaglianza e non applicazione dell'articolo 3 della Costituzione? Perché solidarietà non vuol dire essere fessi e continuare a pagare sempre gli sprechi, le enormi, la voragine che c'è nel resto del paese, perché è vero che c'è stata forse una sottorappresentazione del Veneto nel potere, insomma, prima il professor Casen faceva riferimento a questo, ma questo nasce anche dal fatto che c'è una questione veneta che non è solo una questione economica, è anche una questione identitaria, e la questione veneta fondamentalmente è partita dopo l'unità d'Italia con la grande tassazione tassazione indiretta, diciamo sul consumo, tassa del macinato, le grandi migrazioni dei veneti, le guerre mondiali, e questa identità veneta è rimasta sotto la polvere, diciamo. E in questo momento il voto veneto, lo sentiamo anche da chi è qua, fa paura perché può risvegliare un qualcosa che non si sa dopo dove può portare, come diceva esattamente Guadagnini. Abbiamo un telespettatore che è in attesa e vuole intervenire. Il signor Carlo, buonasera. Signor Carlo, lei chiama da dove? Io chiamo da Adana Terme, buonasera. Prego. A tutti quanti. Devo osservare una cosa, che il referendum non è una votazione politica, cioè è nient'altro che un consulto che il politico gestore della situazione fa al fine di sapere se quel popolo ha deciso o decide di fare quelle cose che già il politico ha previsto, cioè per cui si demanda l'obbligo
obbligo imposto di agire per quella scelta che viene fatta, sia essa per il sì in questo caso o per il no. E allora va a finire che tutte le interpretazioni che mi sono state date fino adesso è stato sì, il popolo decide in una maniera e dopo a Roma fa quel che vogliono, ma non è così, perché così si viola il mandato del significato di questo referendum e di altri pari a questo, che è una violazione voluta da quelle persone che mi guardano là come se fossi io un Padre Eterno e non hanno ancora capito che questo consulto viene eseguito dal popolo e il popolo ha il diritto di avere il rispetto della sua decisione. Ecco, signor E basta. Lei andrà a votare? E io non posso dirlo, se no faccio proselitismo, ma se fossi io andrei. Benissimo, grazie signor Carlo. Grazie al signor Carlo. Vogliamo rispondere al telespettatore Senz'altro. È vincolante per nessuno in realtà in questo caso. È un referendum consultivo, non vincola alcuno all'esito referendario, soprattutto non vincola il governo centrale, visto che è stato indetto a livello regionale, casomai chi ne prende atto sarà la regione del Veneto, ma poi insomma è talmente generico che tutti diciamo che l'identità veneta, in quale modo questa autonomia così generica si tradurrebbe in identità veneta? Cioè, è talmente generico che non significa nulla, è un contenitore vuoto, ti dicono, vuoi una bellissima scatola? Va bene, voglio una bellissima scatola, occhio, dopo te la riempio io. Di cosa me la riempi? Io questo non lo so, perché non è previsto da questo referendum, io non so di che cosa la Regione Veneto, la Giunta regionale Veneto col Consiglio regionale del Veneto voglia riempire questa scatola. Di quali materie? Che l'articolo 117 della Costituzione... Tutte? Abbiamo già detto che le chiederemo tutte. Quali sono? Siamo stati chiari. Quali sono? C'è un elenco di 22 materie. Se vuole le leggo dopo. C'è un elenco di 22 materie? Sono ben più di 22 materie. No, quelle previste dal 116 e 117. No, sono previste dal 116, sono previste dal 117. Al secondo comma e al terzo comma. Il secondo comma quali sono? Le dica lei, noi le chiederemo. No, l'avete scritto voi il referendum? Anzi, scopro che l'ha scritto un eminente professore universitario. Tutte. Quali sono quelle del secondo comma? No, la legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Quelle del terzo comma quali sono? Lo dica lei, sta facendo... Quelle attribuite in maniera esclusiva alle Regioni. Allora, su quali di tutte queste verrà chiesta maggiore autonomia? Io non lo so. In che modo posso valutare il mio voto? Se mi viene chiesto un voto per qualcosa che non so. Seconda cosa, mi fa piacere vedere che la Lega, non solo la Lega, ma in questo caso parlo della Lega perché un esponente leghista ne ha parlato, abbia così a cuore la identità veneta. Non capisco perché l'identità veneta debba essere elevata a virtù in determinati casi e invece completamente annullata in altri. Questione del 25 aprile, San Marco, festa di San Marco. Bellissima festa, santo molto importante, evangelista tra l'altro. Perché non ricordare? Perché la Lega, questa è una cosa che mi domando, si è sempre battuta contro la festa della liberazione? Esiste un grande movimento nazionale più settentrionalista dell'insurrezione armata al fascismo? Si faceva a Napoli la resistenza o si faceva nelle Langhe, si faceva in Liguria, si faceva in Veneto, si faceva in Lombardia? Perché in certi casi la identità veneta, dopo mi vengono a dire la razza Piave, i nostri alpini sul Piave. Benissimo, la canzone del Piave è stata scritta da un napoletano, tanto per capirci, simbolo più di qualsiasi altro di unità nazionale. Quindi va benissimo l'identità veneta. Sono veneto, sono contento di essere veneto, amo la mia regione, amo la mia città, ma ciò non toglie che debba essere fatto con criterio, insomma, senza abbandonare i fatti razionali. Certo. Prima di dare la parola a Guadagnini per una risposta, abbiamo un altro telespettatore, il signor Massimo. Buonasera signor Massimo, lei chiama da dove? Buonasera, Massimo Piazzoso Brenta, buonasera a tutti gli ospiti. Prego. Ho sentito il vostro relatore con gli occhiali un po' prima che parlava appunto sul referendum. Credo sia emblematico la distanza che ci frappone tra chi non vive in Veneto e chi vive in Veneto. Non si capisce esattamente, chi non è veneto non capisce esattamente quali che sono le istanze dei veneti, e questo lo si vede ancora di più dalla distanza tra le segreterie dei partiti romani e quello che esprimono invece i partiti locali qui da noi nel territorio. Tanto è vero che la maggior parte dei sindaci e dei presidenti
presidenti delle province, i sindaci anche del PD sono a favore del referendum. È una distanza abissale che chi non è veneto non capirà mai, cioè non c'è niente da fare, fa parte proprio di nascere qui e capire i problemi che ci sono qui. Fa specie che proprio il PD, che ogni giorno si appella alla Costituzione, al rispetto dei diritti democratici, al confronto e tutte queste storie che ogni giorno ci propina, siano proprio loro che oggi ci danno indicazioni di non andare a votare, negando così l'unico diritto che abbiamo come cittadini, cioè quello di votare ed esprimere il nostro parere. È un'opportunità sacrosanta, unica, che dobbiamo far valere, e tutti i cittadini veneti devono andare, nonostante questi gufi che sperano solo che fallisca il referendum. Grazie, okay, grazie signor Massimo. Allora, dopo risponde Zuppardo, risponde subito? Sì, mi auguro che la discussione non sia, peraltro non sanno in quello che sono nato, può essere che sia nato nel nord, chi lo sa, quindi, no, per esempio. No, ma non credo che la discussione sia, io devo molto a questo territorio, ho imparato parecchie cose, però vorrei ricordare che quelli che sono nati in Veneto l'hanno governato Roma, e hanno governato per metà di quanto hanno governato il centro-sinistra, e voglia di fare autonomia, non l'hanno fatta, no, per dire di che cosa stiamo parlando. Seconda questione, sul residuo fiscale c'è un bellissimo studio oggi pubblicato dal professor Luciano Greco, che al netto di quella vicenda lì non ci sono il calcolo degli interessi sul debito, di cui lo stesso Zai ha detto diteci quant'è che li paghiamo, e non c'è il calcolo dei dipendenti pubblici, perché una parte dei dipendenti pubblici statali fa lavoro anche sul Veneto. Al netto di questo non è più 14 miliardi, è una cifra di gran lunga inferiore. Terza questione, il punto, non sono d'accordo con il professor Caser, io francamente questa grande mano che opprime il Veneto, faccio due memorie a me stesso, lo scandalo Mose non c'era imposto mica Roma, c'era Galan, di cui le vicende giudiziarie e penali sono state accertate, e il vicepresidente Raggiaia, di cui non ci sono giudizi penali, ma insomma dice che non sapeva, era vicepresidente di quella regione quando c'è stata la vicenda del scandalo del Mose e di quello che è significato in termini di corruzione di miliardi sperperati mandati da Roma per essere gestiti qua dal Veneto, e faccio la battuta, da chi è nato in Veneto. La Pedemontana non l'ha mica oppressa lo Stato romano, la Pedemontana è un'opera sbagliata perché è stata fatta un project financing sbagliatissimo, per cui i cittadini veneti pagheranno due volte, uno perché pagano in più con l'IRPEF le tasse, abbiamo un'aliquota IRPEF più alta, la seconda pagheranno col pedaggio. In termini, se facciamo la proporzione di quanto è lungo il tragitto, grosso modo è costata in termini proporzionali quando la Salerno Reggio Calabria. Il punto qual è? La Regione Veneto ha bisogno di una classe dirigente che sta dentro il Veneto del 2020, cioè abbiamo bisogno di una regione così moderna, dove dentro abbiamo una delle economie più sviluppate, abbiamo bisogno di ragionare come stiamo dentro il grande mercato del mondo, come affrontiamo il tema che qui siamo la seconda città a Padova per inquinamento, che non è una cosa estetica, noi abbiamo un grande problema da affrontare che riguarda la nostra vita, il mercato della metalmeccanica sta ripartendo, come mettiamo insieme queste aziende per farli competere con i competitori mondiali, Cina, India e Brasile, e non il piccolo luogo del Veneto, abbiamo bisogno di una classe dirigente di questa altezza. Ecco. Guadagnini. Abbiamo è una doppia risposta. Un po' non ho il tempo di dirle. Allora, cominciamo col Mose. Sono stati accertati, credo, facciamola grande, 100 milioni di corruzione di persone, di politici veneti dal Tribunale, con le condanne che sono state inflitte. Per Giorgio Baita, che l'ha gestita la faccenda e adesso ci sta facendo sopra dei libri, ha detto chiaramente: il Mose è costato finora 6 miliardi di euro, 3 di questi sono tangenti che abbiamo pagato. Allora, 3 miliardi di euro sono tangenti, i giudici hanno accertato tangenti per facciamo un centinaio di milioni, tanto chi se ne frega. Gli altri 2 miliardi e 900 milioni dove sono andati a finire? Il Mose è un'opera gestita, congegnata e portata avanti da Roma, dai ministeri romani e da tutta la classe dirigente romana, tanto è vero che c'era dentro fra gli altri anche il vice capo della Guardia di Finanza. No, ma questa è una legge nazionale. Guarda, finisco, è una legge nazionale. Hai parlato tu del Mose, devo rispondere. Cioè, certo. Qui c'erano
al massimo c'erano i pupi, i pupari come al solito sono dall'altra parte. Qui al massimo c'erano i pupi che si sono accontentati di briciole come al solito in Veneto, perché poi alla fine è così. Per quanto riguarda invece, e qui anch'io non la penso come il professore, ci sono stati effettivamente 2 referendum, uno lo facciamo il 22 e uno è stato fatto il primo di ottobre in Catalogna. Io ero osservatore internazionale e sono andato a vedere e ho visto cosa è successo. Allora, la differenza fra i 2 stati è questa: la Spagna ha dimostrato di essere uno stato violento e pericoloso nella gestione di quel referendum, che è un diritto sacrosanto dei catalani. Il Veneto nella gestione del nostro referendum si è dimostrato, ovviamente la storia non si smentisce, uno Stato cialtrone, perché solo uno Stato cialtrone si inventa le stupidaggini che sono state fatte per boicottare, per depistare su questo referendum la tessera elettorale, la trattativa con la regione Zerbino, Emilia Romagna, che si inventa dopo 16 anni che lo poteva fare lo stesso, la trattativa, e la chiudono in 10 giorni con la foto. Ma l'hai detto tu, l'hai detto tu, posso finire? L'hai detto tu che abbiamo, facciamo finire Guadagnini, che abbiamo poco tempo. Abbiamo provato nel 91 e non ce l'hanno fatto fare. No, sono Zerbini. La foto sul giornale, con Bonaccini come Emili Carlucci e Gentiloni che gli dà la mano è da pazza. Solo uno Stato cialtrone come l'Italia poteva gestire un diritto sacrosanto dei veneti concesso dalla Corte Costituzionale, perché non poteva fare a meno, in questo modo. No, concesso dalla Costituzione, non dalla Corte Costituzionale. Sì, no, dalla Corte Costituzionale, perché è stato impugnato e la Corte Costituzionale ha detto no, perché c'è la Costituzione che lo dice. No, non è vero, sì, ma c'era anche prima le trattative fatte senza la legge sull'autonomia, che è stata poi impugnata, ma la Corte Costituzionale ha permesso di farlo, non hanno portato a niente. Certo, perché non c'era ancora l'articolo 116 della Costituzione. Nel 90... Era il 91, l'articolo 116 è stato fatto nel 2001, 10 anni prima non c'era. Nel 2007? Voto contro della Formigoni sulla riforma costituzionale, uno alla volta. 2007 Galan, c'era Bertolizzi che li difendeva presso la Corte Costituzionale, stessa sentenza della Corte Costituzionale del 91, a riforma fatta, quindi ce n'era una prima 91, una dopo 2007, tutte e 2 naufragate. Perché la Corte Costituzionale ha impedito, nonostante l'articolo 116, guarda, ci sono gli atti, ha impedito di farlo. Cioè soltanto il fatto che era così generico ci ha permesso di farlo, se no non ce l'avrebbero fatto fare, purtroppo. E finisco dicendo che in una democrazia... Giopardo, lascia finire quello della Lombardia è più specifico. Uno alla volta. Avendo a che fare con uno Stato di questo livello, si torna a parlare di queste miserie. Il dato di fatto è che in una democrazia è il cittadino che deve votare e deve decidere. Quando in Catalogna decidono, perché la maggioranza parlamentare decide di fare un voto sull'indipendenza, è necessario farglielo fare. Mark Twain diceva: se votare fosse una cosa importante e cambia qualcosa, non ce lo farebbero fare. Difatti, quando cambia qualcosa, come in Catalogna, non te lo fanno fare. La democrazia è quando i cittadini si esprimono su qualsiasi cosa, non su quello che piace al padrone. Cioè non puoi farmi fare tu se vai di là hai diritto di camminare, se vieni di qua devi star fermo. Non esiste in una democrazia, in un regime liberale, e in effetti nel mondo anglosassone. Guadagnini, è stato chiarissimo, professor Casen. Io vorrei dire sul Mose. Il Mose è stato fatto decollare da Prodi, così si siamo cavati un mal di testa, no? Sui 3 miliardi che si sono rubati ci hanno messo le mani, hanno fatto una sorta di organizzazione per truffare lo Stato, perché non possono fare degli appalti, non possono mettere una gara su un'opera di questo genere e affidarla a soggetti privati. Questa è una cosa che va contro qualsiasi logica. Che adesso i giudici all'ultimo momento, prima che scadessero i termini, sono riusciti a beccare il pollo di turno, è stata una cosa meritevole, perché la giustizia qualcosa ha fatto. Poteva muoversi un attimo prima, per carità, però meglio tardi che mai. Ma non siamo arrivati da nessuna parte.
Allora abbiamo fatto delle trasmissioni documentando che il Mose non potrà funzionare con tanto di misure fatte da ingegneri che di queste cose ne sanno, perché il progetto Mose è fatto in maniera balorda. Peraltro dentro le carte segretate del Mose c'era anche chiaro e tondo che il Mose aveva delle criticità notevoli. Chi l'aveva progettato l'aveva anche scritto. E questo è venuto fuori quando Di Tella ha detto il Mose non può funzionare in questa maniera perché è stato creato alla rovescia, e poi è partito. È stato denunciato, va bene, per diffamazione, e il giudice ha detto professor Di Tella, l'ingegnere Di Tella, ci spieghi cosa, dice, ma io non posso supportare la mia affermazione se non ho i progetti in mano, progetti secretati. Allora il giudice ha desecretato i progetti, li ha mostrati, e tra le altre, tra le carte è venuto fuori anche questo, le criticità che lo stessi progettisti avevano segnalato, no? Ecco, questo è il Mose. Abbiamo fatto un impianto, un cantiere che costerà 1 miliardo a disfarlo. Allora, se quel cantiere fatto in un posto importante della laguna, del mare, fosse stato fatto in un cantiere vero e proprio, tipo, non so, quello poteva essere un modello di cantiere per fare altre cose. Adesso dovrà essere distrutto, ma siccome i soldi non ci sono, io penso che sarà meglio fare l'ospedale di Padova prima che demolire il cantiere del Mose, perché ormai è là, sarà l'ennesima. Quando il Mose entrerà in funzione, ammesso che stia in piedi, Piazza San Marco, la quarta, arriverà tale quale. Mi spiegate perché l'altro progetto che costava 900 miliardi, sì, scusate, faccio fatica a dire certi numeri, è stato ricusato dal signor Prodi, ha detto no, quello non prendiamo neanche in considerazione, costava, già in partenza costava 1/3. L'abbiamo dimostrato qui, una trasmissione, documenti alla mano e tutto il resto. Adesso posso dire alcune imprecisioni, ma la sostanza è questa. Roma ci ha messo le mani sulla laguna di Venezia, abbiamo visto come è andata a finire. Poi c'è stato qualche furbetto che ci ha messo le mani dentro, sì, ma sono briciole, mica briciole da poco, parliamo di 100 miliardi, 100 milioni, quindi si può fare delle gran cose con 100 milioni, sono una cifra mostruosa, perché dirlo in euro sembra una cifra mediocre, se lo diciamo in miliardi di lire riusciamo a capire che potremmo sistemare mezza Venezia, diciamo a livello normale delle persone che comprano le cose col prezzo giusto, che comprano i pasti a 6 euro e non a 60 euro a pasto, no? Lo schema che abbiamo fatto vedere prima, e torniamo sul referendum, allora, mi pare che 15 miliardi li dà il residuo fiscale, sì. 11, sul residuo fiscale, eccolo qua. Mi pare che la Sicilia se ne mangia 10. Sì. Ma io direi che la Sicilia giustamente avrà delle problematiche, ma non credo che abbia queste problematiche. La Sicilia è più ricca di noi, perché con quei soldi là i siciliani si vengono a comprare il nord, si vengono a comprare le fabbriche, vengono a mettere le cravatte al nord, ai nostri industriali. Abbiamo visto cosa sta facendo l''ndrangheta, la mafia, la Corona Unita, eccetera. Io ho bisogno che ci sia uno Stato che non mi ponga questi problemi, li risolva lui. È come il discorso dell'altro giorno, no? Quello che ha sparato al ladro che saliva su per la scala, eccetera, no? E allora viene fuori il discorso, ma allora vale che io mi armi, che io mi difenda, l'autodifesa, eccetera. Non è un problema mio l'autodifesa, è un problema dello Stato, non deve mettermi in condizioni di comprare una pistola perché ho paura la sera che qualcuno entri in casa, o posso difendere mio padre, mia madre o i miei figli.
Cioè lo Stato è inesistente. Che poi parliamo di Stato, perché alla fine qualcuno lì fa delle cose, ma questa bagarre che sta nascendo sulla questione banche è una cosa mostruosa. Cioè adesso danno colpa a Banca d'Italia. Ma dico, c'è qualcuno che si è alzato nel frattempo, poi la Banca d'Italia non ha fatto niente, il governo non ha fatto niente, il Presidente della Repubblica c'era ma non vedeva, poveretto, ha inventato il governo Monti, no? Col caduto dal cielo, e non si è accorto perché l'ha creato il governo Monti, perché ha bisogno di salvare una banca. Quanto ci è costata? 6 miliardi? Sì. Le banche gestite da Zonin che passeggia in via non c'è dubbio. No, mi scusi, Monte, a me basta Monte, dove le due banche del Veneto su cui Zonin passeggiava in via Monte Napoleone con la spesa, e che Zonin fa parte delle quale classe dirigente. Il signor Presidente della Repubblica ha dato disposizione a Monti di salvare Monte dei Paschi di Siena, se Monti e Monti sono andati d'accordo e l'hanno salvato, ma a me va bene che l'abbiano salvato, con i soldi nostri naturalmente, perché non è che... Abbiamo salvato le banche venete? No, il Parlamento ha votato, Banca Intesa ha comprato le azioni di Banca Veneta a €1. La restante parte dei soldi, cosiddetta bad company, con un voto del Parlamento, ci hanno messo 36 miliardi. Voglio dire, allora, la banca deve... hanno salvato anche le banche venete. Beh, ma i piccoli risparmiatori sono stati fregati dalla banca. E allora sono stati fregati dalla banca, per lui primitelo. Allora, siamo in chiusura, se no non riuscite a parlare. Le banche venete e il disastro delle banche venete, io spero che un giorno si capisca da dove viene, non viene da Veneto, ve lo garantisco. Allora, sono molto informato anch'io, si può fare una bella trasmissione. Ci torneremo sicuramente. Il signor Zonin è un pupazzo. Non lo so, io ho visto la lista di merito dei debitori che non hanno, non ci sono artigiani e non ci sono operai. Una banca che ha accumulato una tale quantità di denaro di debito non è il debito vero, perché quella banca ha guadagnato un sacco di soldi. Quindi c'è quello che ha fatto il buco del debito più tutto quello che è stato guadagnato, sono mangiati anche quello, quindi raddoppi quella cifra. Allora è la banca e non è certamente Zonin il genio della situazione. Allora, siccome siamo in chiusura, dobbiamo cambiare anche l'argomento. Allora io invito i presenti a facciamo un appello per domenica 22 ottobre. Zuppardo, inizio da lei, brevemente cosa diciamo? Diciamo che il 22 ottobre, dato piove purtroppo, è una buona occasione per leggere un libro che fa cultura e se possibile quando non piove farsi una passeggiata. Non stiamo discutendo però di fare il Veneto come la Catalogna, stiamo soltanto discutendo del fatto, purtroppo per me, fortunatamente per me no, ho capito dove vogliamo arrivare, se vogliamo arrivare dove è la Catalogna, immagino che siccome i cittadini veneti, fortunatamente sono tanti e stanno anche a pensare con la loro testa, penso che sia un referendum inutile, che è costato circa 12 milioni di euro, si potevano fare altre cose, serve soltanto perché stiamo andando a votare dalle nazionali probabilmente il 4 marzo, è soltanto un'operazione esclusivamente demagogica e politica a cui invitiamo i cittadini veneti con saggezza di non partecipare. Guarda, è l'inizio di un percorso, è un'opportunità straordinaria, è talmente straordinaria che questo referendum è un test di intelligenza. Al test ci si deve andare per dimostrare di essere intelligenti, se no guarda, se manchiamo questa opinione in Veneto si dice mai che se vuole non dol, più di così. Bravo, telegrafico, organizzato. Se Zai avesse voluto far rimanere i soldi dei veneti in Veneto avrebbe evitato di far spendere 14 milioni di euro per questo referendum. Non agevolerà alcun tipo di trattativa con lo Stato, non agevolerà in alcun modo i veneti, ma soprattutto non dimostra il Presidente della Regione di avere grande stima dei veneti, li sottovaluta molto, sottovaluta la loro intelligenza e la loro capacità di informazione. Forse sono più
propensi a pensare di quanto lui non creda. Luciano Sandonà, chiude lei il giro allora. Innanzitutto, fra le cose che hanno ostacolato anche il referendum del Veneto c'è stato quello che noi abbiamo chiesto di unificare il nostro referendum con il referendum costituzionale, quello sì che è stato lo spot di Renzi il 4 dicembre, così risparmieravamo i soldi, che è un millesimo di quello che versiamo ogni anno e che mandiamo giù a Roma a questi mangioni, a questi spreconi che ci usano i nostri soldi. Quindi noi chiediamo, innanzitutto ringraziamo anche la società veneta che si è mossa, sembra stia facendo uno sforzo notevole ultimamente, ci sono le associazioni industriali, di commercianti, di artigiani, degli agricoltori, l'Anci Veneto, dei comuni e la Chiesa, il Patriarca hanno fatto un appello al voto e chiediamo alla gente di andare a votare e di far valere il proprio voto per la prima volta e di far valere il voto e la voce del Veneto. Gli stati federali sono quelli che funzionano meglio, avvicinare il potere, i soldi e le risorse ai cittadini sono quelli che permettono ai cittadini di controllare, quindi gli stati federali come la Germania, la Svizzera, eccetera. Certo, perfetto, grazie Sandonà. Professor Case, chiude lei. Dico ai veneti, meglio il tacon del sbrego. Bene. Ognuno capisca quello che è. Certo, si voterà domenica dalle 7 alle 23, chi vorrà andrà a votare. Grazie ad Angelo Zuppardo, grazie a Antonio Guadagnini, grazie a Michele Grinzato, chiedo scusa, e grazie a Luciano Sandonà di essere intervenuti. Telespettatori, un break pubblicitario, dopo torniamo subito e parliamo della questione nucleare. A tra poco.